Amici bellini, terzo giorno di ritiro, non c'è molto da dire ma c'è anche tanto da dire, quindi per questo sono un pochino combattuto, a volte penso di voler fare più video brevi analizzandolo argomento singolo. Per esempio, si parla di Messi al Napoli, no? Questa stronzata che sta girando in giro, faccio un video di 3 minuti dove dico siete cretini, oppure inglobo tutta una serie di argomenti in un video solo che però poi diventa troppo lungo e lo so che non tutti hanno il tempo, non è una questione di passione, ma il tempo di vedersi un video che superi 10 minuti è complicato, le visualizzazioni, insomma sono un po' combattuto. Fatemi sapere voi nei commenti qua sotto se preferite tanti video piccolini o uno bello corposo, perché io poi mi regolo di conseguenza a seconda del vostro piacimento, perché sono a vostra disposizione. Lasciate il like a volo in questo momento, siete iscritti al canale, se non lo siete siete completamente pazzi. Però questo è un video in cui si parlerà di Osimhen, la presentazione, e ci sono state delle cose che dobbiamo debancare, perché altrimenti non ne usciamo più. Cioè, vado in frema, questa è la questione Camp Nou più largo, quando poi la professionalità viene a mancare, io vado su tutte le furie e devo intervenire per aggiustare le situazioni. Poi, capito, Conte che resta all'Inter, Messi che viene offerto, che viene piazzato all'Inter, ma poi la Juve dice ma perché a questo punto non ci proviamo noi, e il Napoli dice Messi al Napoli è dato a 100, quindi se De Laurentiis puntasse 1 milione sul Messi al Napoli se lo compra e ci paga gli stipendi con la vittoria della scommessa. Pensate la genialità del tifoso napoletano, non si può fare, Però sono belli gli argomenti e quindi li affrontiamo uno per uno. Cominciamo dalla questione Osimhen, presentazione, si dice, non si dice, parole, frasi fatte, però a un certo punto avviene una schifezza, sentitela bene. Ammetto che prima di arrivare in Italia ero un po' scettico sull'Italia e sulla situazione del razzismo in questo paese, ma poi sono stato a Napoli, ho visitato la città, l'ho vista con i miei occhi e il mio punto di vista è cambiato. Purtroppo il razzismo è ovunque e Napoli non è una città diversa dalle altre. Fermi tutti, ha detto proprio il contrario, ascoltate bene. Of course, I think everywhere there is racism everywhere, and I think Napoli is different from other cities in Italy, and that is the reason why I came here. E allora di cosa stiamo parlando? Napoli is really different. No, it's not different. La professionalità, il professionismo, il saper fare il proprio lavoro. Ma vogliamo spenderli 10 euro per una traduzione che sia di una persona? Io non voglio fare hating on, perché poverino, magari è la prima volta che lo fa, ma ho sempre l'impressione che questi traduttori che vengono chiamati, prima di tutto poco inglese, ne sanno poco. Secondo, per fare la traduzione simultanea devi essere velocissimo di pensiero e devi sapere di cosa stai parlando a livello di argomento. Non basta c'è mia figlia che conosce bene l'inglese. Non è così che funziona. Deve esserci una persona che conosce l'inglese e che conosce il calcio, altrimenti tu dici cose prima di tutto tecnicamente sbagliate e non approfondite, quando e se si parlasse di cose più tecniche. In questo caso è una traduzione, cioè sono interviste che lascio il tempo, che si parla del più e del meno, quindi andrebbe anche bene. Ma se ci dimentichiamo una negazione che cambia completamente il senso della frase, siamo alla frutta, signori miei. Allora non è questione che, poverini, io veramente non me la prendo con lei, me la prendo con chi la mette là. Stiamo risparmiando? Ci manca professionalità? Siamo sempre la società delle camerette? Oppure vogliamo fare uno step in avanti e dobbiamo cominciare dal sistema societario, essere un po' più seri, di parlare di cose serie, darci una parvenza di squadra veramente internazionale che vuole fare le cose serie, altrimenti noi sogniamo, facciamo analisi tattiche, possiamo giocarci l'Europa League eccetera, ma si passa anche per queste cose qua, Voi credete che Sarri è stato licenziato semplicemente perché non è andato avanti in Champions League? Sarri era stato deciso già prima, quando presero Pirlo già era, capito, nell'aria o facimmo fuori, già teniamo il sostituto cresciuto in casa che abbia una certa, come si dice, un certo aplomb, e sa fiarsi nelle domande un po' più così, che risponde in italiano, che non dice parolacce, passa anche da lì, perché là, in quella situazione là non si ammette il dito nel naso, la risposta a cazzo di cane non si ammette, e per quanto
possa essere insomma solamente una questione estetica, fa la sua parte ed è importante. Ora loro hanno preso Pirlo, guardate, io mando un altro filmato per farvi capire cosa significa poi aver scelto uno che è già professionista, senza esperienza ma è già pronto per grandi palcoscenici, guardate. Cosa porto? Voglio riportare un po' di entusiasmo a quello che magari è mancato nell'ultimo periodo. In questo mese tu hai citato la perdita di entusiasmo. Tu dici parlare di obiettivi, uno è stato raggiunto, cioè riportare l'entusiasmo, si è visto anche ieri, si vedrà in questi giorni. Ma l'entusiasmo bisogna portarlo giorno per giorno, bisogna... Quindi il primo obiettivo già è raggiunto, ha riportato l'entusiasmo. Mo' al di là dei meme, delle battute, eccetera, cioè, noi dobbiamo tenere un occhio ai nostri avversari, perché altrimenti se parliamo solamente di noi, perdiamo l'occhio sulla realtà e crediamo che basta che noi facciamo la squadra per andare avanti così. No, purtroppo dobbiamo sempre confrontarci con quello che stanno facendo gli altri, altrimenti non abbiamo l'idea della realtà in cui viviamo. Dire che il Napoli può lottare per lo scudetto se fa una buona squadra significa ignorare i poteri politici, significa ignorare gli errori arbitrali che troppo spesso accadono, e l'abbiamo visto con il Napoli di Sarri. Il terzo anno l'avevamo praticamente vinto e poi Orsato va a fare la finale di Champions League. Non basta, però bisogna provarci se lo vuoi fare. Io mi rendo conto, sto avendo degli scambi dove il papponismo nei commenti dei miei subscriber sta salendo. Io mi ritrovo sempre nel mezzo, voglio essere molto chiaro sotto questo punto di vista. Non sarò mai quello del catch e sword, perché mi rendo conto che non ha senso ed è un argomento povero, ma neanche voi lo fate nei commenti. Però c'è sempre quella cosa, non vuole vincere, e lo capisco, e sotto questo punto di vista sono anche d'accordo che per lui, se deve firmare a inizio stagione, firma per la qualificazione Champions e sta bene banco e non se ne importa. Poi, se dovesse accadere, si vince, e che pensa come si gonfia se vince De Laurentiis a Napoli. Quindi gli farebbe piacere anche a lui, però il passo in più che significa fare struttura societaria, secondo me, non lo fa, e dobbiamo accontentarci perché non c'è alternativa, è semplicemente questo, non perché sia il meglio che ci sta, ma perché non c'è di meglio in giro che si prende il Napoli e affronti tutto quello che significa Napoli come struttura, come ambiente, come logistiche. Non è facile. A chiusura di video, questa è una chicca per quelli che hanno poi la pazienza e il tempo di seguirli tutti fino alla fine, perché lo so che di media voi non raggiungete i 4 minuti, ma chi arriva fino alla fine ha le chicche, quindi è importante. L'amico Elpidio ci posta 2 video molto belli, e questi sono i video più importanti. Voi lo sapete, a noi interessa la tattica eccetera eccetera, ma ci sono delle cose che vanno addirittura al di là. Guardate nel frattempo, guardate di cosa vi parlo. Guardate Osimhen in questo momento, guarda come corre a sentire cosa gli sta dicendo Koulibaly, che paternalmente quasi gli indica delle cose e gli dà un consiglio, è un vero e proprio consiglio. Questo non è solo, voi dite Koulibaly africano eccetera eccetera, non solo. L'altro esempio è ancora più importante, perché noi di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato del fatto che lui debba crescere dietro Mertens, e quando sarà pronto esploderà. Mertens è talmente importante anche come leader in campo, non solo come leader tecnico, che vedete si avvicina lui ad Osimhen, gli dice delle cose, addirittura gliele dice coprendosi la bocca, quasi come a non far sentire ai propri compagni. È una roba straordinaria, e queste sono le cose veramente importanti, perché questo ci permetterà poi di far crescere il ragazzo. Il ragazzo è di un acerbo, raga, è
è proprio veramente una perla nera che deve essere pulita, sai, grezzo, perché è così, il primo controllo di cui qualcuno si sta già lamentando. Sì, va bene così, i consigli dai grandi, dai veterani, e poi se impara, perché il ragazzo è mentalizzato per imparare e può veramente potenzialmente esplodere come Cavani, il quale un'altra volta Cavani sulla Juventus, su Cavani avrebbe detto no perché lui ama il Napoli. Ragazzi, la vogliamo finire di dire e di pensare che i giocatori amano il Napoli? Sono pochi che amano questa cosa qua. Cavani non è uno di quei. Cavani adora i soldi. Cavani ha rifiutato il Benfica perché non gli davano 2 milioni in più, e voi veramente credete che se la Juve gli avesse fatto un'offerta di 10 milioni che lui non correva di corsa con quel fisico che tiene? No, Cavani, ve lo dico, ve lo giuro su quanto di più, Cavani non ha rifiutato perché ama il Napoli, ma perché vuole più soldi. Oltretutto non capisco dove li prenderebbero questi soldi se la Juventus risparmia sull'allenatore, figurati se può permettere di andare a prendere Cavani, e quando già tenen Higuain non riescono, devono liberarsi di Gesù. Se poi ci riescono fanno una ricapitalizzazione, appianano tutti i debiti e ricominciano da capo. Loro sono capaci di farlo per la società alle spalle che tengono, però non pensate che Cavani non abbia rifiutato la Juve per amore del Napoli, perché è una cagata. E io le cagate non le sopporto, banalità su questo canale non ne vedrete. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani ci sarà la partitella, presentazione della maglia, magari ci facciamo una reaction, poi ci sarà la terza parte dell'intervista con Napoli Talk. Andate su Spotify o su Apple Podcast per seguire l'intervista integrale. Se non avete voglia di aspettare, è tempo da dedicarci, perché ragazzi si parla di calcio e non si finisce mai. Messi al Napoli, sì, vabbè.